Riceviamo il Cibus dalla fine degli anni 90 con stand di diverso livello, man mano crescenti e con dimensioni come questa da circa 4 edizioni. Abbiamo partecipato in manifestazioni all'estero, in particolare partecipiamo ogni 2 anni alla fiera Anuga in Germania, a Colonia. Crediamo assolutamente nella visibilità, anche se sicuramente hanno meno ritorno rispetto al passato per la maggior possibilità di avere rapporti con i clienti, soprattutto esteri, in altro modo. Abbiamo una struttura grande e nuova e gli obiettivi sono sicuramente di crescita, soprattutto all'estero. Purtroppo una parte limitata perché abbiamo un budget dedicato alla parte promozione limitata, speriamo di poterlo incrementare nel tempo. Siamo presenti in vari mercati, sia europei che fuori l'Unione Europea. Sì, crediamo in potenzialità nell'e-commerce, anche se fino ad oggi la possibilità di sviluppare un lavoro di e-commerce sui nostri prodotti è limitata dalla necessità di mantenere la catena del freddo. Sarà il caso che ci penseremo per il futuro. Abbiamo rinnovato il nostro brand 3 anni fa, abbiamo sviluppato una nuova linea di prodotti, abbiamo sviluppato una nuova linea di pack, crediamo che sia molto interessante, la nostra nuova linea ha vinto anche dei premi all'estero come linea di pack, speriamo che sia utile anche per incrementare le nostre vendite. Il nostro sito web esiste da una decina d'anni, anche se è stato rivisitato quando abbiamo rivisitato il brand e pensiamo che anche quello sia una fonte di nuovi contatti. È un sito dinamico, nel senso che può essere già variato e implementato internamente, anche se non è attivo, nel senso che non effettuiamo vendita direttamente via internet. Per ora no, ci pensiamo.